Buonasera da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Minorenne picchiato e ferito al volto per 20 euro a Messina da un branco di 4 tunisini. È il secondo episodio di violenza con giovani coinvolti in pochi giorni nella città dello Stretto. Convalidato l'arresto del marocchino accusato dell'omicidio di un connazionale a Paternò. Sullo sfondo la mafia del caporalato nella piana di Catania. Vi mostriamo in un video la sequenza dell'accoltellamento. Violenze e maltrattamenti fino all'orrore dello stupro di Villa Bellini. La psicologa Maria Rita Parsi. Gli uomini, dice, che odiano le donne vivono una profonda frustrazione. Per gli agricoltori siciliani non bastano i segnali provenienti da Bruxelles. Nuova manifestazione dei trattori a Partinico, bruciato il raccolto in segno di protesta. Domani nuovo raduno a Siracusa. Schifani incontra Galvagno e annuncia decisioni politicamente importanti in caso di nuovi incidenti di percorso all'Ars. Il presidente della regione è chiaro nei confronti dei franchi tiratori dopo la bocciatura della riforma delle province. Dopo la festa di Sant'Agata riaperte al traffico in tempi record le vie Etnea e Caronda, rimosse 10 tonnellate di cera, ma resta l'invito alla prudenza. Calcio, il capitano del Catania Rapisardi analizza la crisi della squadra di Lucarelli. Il difensore rossazzurro indica la strada per uscire dal momento difficile. Ancora ben trovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale raccontandovi di un nuovo episodio di violenza nei confronti di un ragazzo di 15 anni che è stato picchiato e rapinato da 4 tunisini a Messina in un parco cittadino. Il secondo episodio di violenza in pochi giorni, ma sentiamo Francesco Triolo. Picchiato e derubato di pochi spiccioli dal branco in una villetta a 2 passi dal centro è il grave episodio che si è verificato a Messina, con vittima un quindicenne aggredito da 4 tunisini di età compresa tra i 19 e i 22 anni, alcuni con regolare permesso di soggiorno, altri in attesa di ottenerlo, tutti arrestati dagli agenti delle volanti della polizia appena qualche ora dopo l'aggressione. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 20, quando i nordafricani avrebbero convinto il giovane a seguirli all'interno della villetta della via Tommaso Cannizzaro, a quell'ora deserta. Lì hanno chiesto al giovane di consegnargli i soldi che aveva in tasca. Al rifiuto del ragazzino hanno cominciato a colpirlo con calci e pugni anche al volto. Il bottino, appena 20 euro. Una volta scappati, il quindicenne ha telefonato alla madre, che ha fatto scattare l'allarme al 112. I poliziotti hanno trovato il giovane impaurito e in lacrime, sanguinante al volto. Condotto in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Grazie alla descrizione dei 4, i poliziotti li hanno rintracciati ed arrestati. Per loro l'accusa è di rapina, ma sono in corso indagini per accertare se abbiano preso parte ad altri episodi del genere che si sono verificati in città negli ultimi tempi. L'aggressione di Villa Quasimodo segue di una settimana l'accoltellamento di un 12enne da parte di un 13enne al villaggio Aldisio, forse per vendicare un caso di bullismo, e sulla vicenda delle aggressioni in città è stata chiesta la convocazione urgente di una seduta del Consiglio Comunale. Resta in carcere il marocchino che è accusato di avere accoltellato a morte un connazionale a Paternò. Vi mostriamo in un video la cruda sequenza di questo omicidio. Il servizio è di Lorena Dolci. Ucciso a coltellate in quest'area di servizio solo perché chiedeva un suo diritto, la misera paga da bracciante. Sarebbe stato accoltellato per questo Mohamed Muna, il marocchino di 27 anni, trovato senza vita a Paternò il 4 febbraio scorso. In questo video diffuso dai carabinieri la scena della lite. Si vede Issam Ayamidi, arrivato a bordo di un motorino prestato da un amico, che discute animatamente con il connazionale, poi gli sferra 2 coltellate. La vittima riesce a fuggire per pochi metri prima di accasciarsi senza vita al suolo. L'assassino fugge dalla Sicilia, viene fermato ieri alla stazione di Milano mentre cerca di prendere un treno per passare il confine in Francia. Le modalità dell'omicidio, ha scritto il GIP che ha convalidato l'arresto, rivelano totale disprezzo per la vita umana. Dietro questo fatto di sangue si apre lo scenario dello sfruttamento durante la raccolta delle arance nella piana di Catania. Braccianti stranieri costretti a vivere in questa baraccopoli senza nessuna dignità e alla mercé di caporali
temporali senza scrupoli. Proprio pochi giorni prima la vittima aveva raccontato ad alcuni amici di avere problemi di lavoro perché il suo capo non lo pagava. La mafia dei campi infesta la nostra isola, commenta il segretario della Huila Sicilia Nino Marino, e non si può fare finta di nulla per mesi, per anni. La FLAI CGIL di Catania aveva lanciato un appello per mettere fine al degrado di questo insediamento in contrada Ciappe Bianche per realizzare al suo posto moduli abitativi con risorse comunitarie. È Antonio Ciavarello, genero del defunto boss mafioso Totò Riina, l'italiano che è stato arrestato all'alba di questa mattina dalla polizia maltese, che ha eseguito un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022. Nel 2017 Ciavarello era stato arrestato in Puglia per scontare 6 mesi ai domiciliari per frode. L'uomo, che allora viveva a San Pancrazio con la moglie, aveva perpetrato una truffa a Termini Imerese nel 2009. E ogni giorno la cronaca registra violenze, maltrattamenti, fino all'orrore dello stupro di Villa Bellini. È un fenomeno di sopraffazione che chiama in causa gli stessi uomini. Sentiamo Lorena Dolci. C'è un misto di violenza, crudeltà, sopraffazione dietro ogni stupro, ogni femminicidio, ogni mano alzata su una donna. L'orrore di Villa Bellini, con una ragazzina di soli 13 anni abusata da 7 egiziani, ci fa sprofondare ancora una volta in quella voragine così difficile da sondare. Tutte le volte che una condizione interna in un ambito maschile, in questo caso si tratta di stupri, di violenze, di abusi, arriva all'odio per la propria vita, è al corpo delle donne che si fa riferimento, perché il corpo delle donne è l'origine della vita. Tra una moltitudine di uomini che odiano le donne, spicca poi la forza e il coraggio di questa coppia di giovanissimi. Il fatto che ci fosse lì il ragazzo a dover vedere tutto quell'orrore e a testimoniare col suo tentativo di far qualcosa, con il suo dolore, quello che stava succedendo, secondo me mi ha dato anche la forza, nel senso che si sono dati forza a vicenda. E allora la soluzione del problema passa sì da maggiori controlli e sicurezza, ma passa anche e soprattutto dagli uomini, come Luigi in prima fila in questi giorni nei sit-in di solidarietà. Oggi noi uomini dobbiamo prenderci quella che è una responsabilità collettiva, perché gli stupratori hanno purtroppo una sola caratteristica in comune, che è quella di essere uomini. C'è un problema, è un problema culturale ed è un problema radicato nella nostra società. Quando nelle chat vengono mandate le foto delle proprie compagne di classe, quando si utilizza un linguaggio inappropriato, quando si ricerca, tra virgolette, l'uomo perché è la persona importante con cui parlare, si svaluta invece la figura della donna. E purtroppo un altro episodio di violenza ci porta a Catania. Se vai dalle guardie sei morta, è una delle tante minacce all'ex convivente di un 43enne che è stato arrestato dai carabinieri di Catania. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale aggravata. L'uomo tossicodipendente avrebbe ordinato alla compagna di non utilizzare più i social, di non uscire da casa nemmeno con la sorella, minacciando di darle fuoco. L'ex compagno di questa vittima è stato condotto in carcere in Piazza Lanza a Catania. E adesso veniamo alla protesta dei trattori che non si ferma, nuova manifestazione da parte degli agricoltori a Partinico, il servizio. 5 centesimi di spesa. E quanto costa produrli? 55 centesimi solo a me questo. Quanto magari 60. Hanno distrutto il loro raccolto in segno di protesta, broccoli e cavoli macinati. Tanto, dicono, non ha senso venderli, visto che ci perdiamo. Una nuova manifestazione degli agricoltori siciliani. Siamo a Partinico, in provincia di Palermo, e nonostante i segnali incoraggianti da Bruxelles, gli agricoltori continuano a manifestare perché non sono soddisfatti. Bruxelles ci ha detto che la legge doveva entrare entro il 2030, verrà fermata, ma ad oggi vogliamo risultati. Il gasolio agricolo è altissimo, vorremmo che l'IRPEF è stata rimessa, l'IMU sono aliquote altissime. E sono queste le risposte immediate. Poi sì, le leggi fino al 2030 vanno bene, ma vogliamo qualcosa di immediato. Dietro di lei c'è una bara con dei broccoli, è un segno assolutamente tangibile, inequivocabile del vostro malcontento. Purtroppo è una scena che fa veramente piangere, che i nostri prodotti bio
coltivati col sudore un anno a coltivare questi prodotti e poi vengono distrutti. Perché? Perché il prezzo non compensa le spese. Protestando per la morte dell'agricoltura qua in Sicilia da noi, perché non si vende più niente. Questi broccoli che poco fa hanno buttato a terra, cioè alla media di 20-30 centesimi ce le pagano, quindi non possiamo andare avanti così. Prodotti di qualità che vengono venduti sotto costo, dicono gli agricoltori. Troppo basso, non si può lavorare. L'uva uguale, l'uva è troppo bassa, non si vede 27 centesimi, 30 centesimi, come si fa a andare avanti così? Non si può andare avanti. E nonostante qualcosa si stia muovendo, gli agricoltori anche nei prossimi giorni continueranno a manifestare. Basta a incidenti in aula all'Ars o ci saranno conseguenze? Molto chiaro il governatore Renato Schifani nei confronti dei franchi tiratori dopo la bocciatura della riforma delle province. Il servizio di Maglio Viola. Mai più incidenti di percorso come quello avvenuto ieri all'Ars. Se dovesse accadere di nuovo, verranno assunte decisioni politicamente importanti. È l'avviso mandato agli alleati dal presidente della regione Renato Schifani, contenuto in un documento pubblico e ufficiale, reso noto dopo un incontro in origine riservato con il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, all'indomani della bocciatura della riforma delle province avvenuta con almeno 11 franchi tiratori nella maggioranza. Una bocciatura che riguarda uno degli aspetti del programma di governo con il quale Schifani e questa maggioranza sono stati eletti. L'incontro ha confermato il solido rapporto tra le due istituzioni. Nel tentativo di ritrovare unità si è concordato che i franchi tiratori vanno ricercati in tutte le forze politiche e non soltanto nelle fila di Fratelli d'Italia. Incidenti di questo tipo però non sono più accettabili, a maggior ragione sui temi che rappresentano i pilastri del programma di governo, e l'avviso di Schifani suona chiaro: se lo rifate io mi dimetto e andiamo tutti a casa. Una minaccia più o meno velata che il governatore aveva fatto altre volte nelle segrete stanze, ma che adesso è pubblica. Dopo aver incontrato il presidente dell'Ars, Schifani ha incontrato anche il segretario della DC, Toto Cuffaro, per un'analisi dell'attuale situazione politica, avviando così il percorso alla ricerca di una difficile quadratura del cerchio, visto che proprio FDI e DC sono su fronti opposti all'indomani di quella bocciatura della norma sul tema delle elezioni provinciali, con i meloniani che vorrebbero elezioni di secondo livello in base alla Del Rio e il rinvio della riforma al 2025, e la DC, come altri alleati, che dicono non se ne parla. E veniamo alle reazioni. Cateno De Luca parla già da leader della coalizione, in antitesi al centrodestra. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, all'Ars, Giorgio Assenza, minimizza l'accaduto ed esclude la crisi di governo. Luca Ciliberti. De Luca, lei si sente già leader di una coalizione in antitesi a Schifani e soprattutto ha già individuato un assessore della sua squadra? Io questo ruolo credo di averlo conquistato già il 25 settembre 2022. Con il voto popolare che mi ha portato a qualificarmi secondo, però ho detto agli amici di 5 Stelle e del PD che comunque non sono una persona abituata a vivere di rendita. Voi assessori operai, come sono abituato ad avere da sindaco, cioè gente che amministra e non che fa filosofia. Sicuramente Luigi Sinceri è uno di quei colleghi che ha queste caratteristiche. È successo quello che non doveva succedere, perché approfittando del voto segreto è stato bocciato sin dall'articolo 1 il disegno di legge per la reintroduzione del voto diretto per le province. Non credo che sia un problema che possa portare a una crisi di governo. Non lo è stato quel voto della settimana scorsa sulla causa di eleggibilità o di ineleggibilità. Non lo sarà neanche questo. A Palermo si sono ritrovati i giornalisti di tutta la regione per protestare contro la legge Bavaglio approvata dalla Camera, che proibisce di pubblicare il testo di un'ordinanza cautelare. Si potrà conoscere solo dopo l'inizio del processo per tutelare la presunzione di innocenza. Sentiamo appunto l'opinione raccolta da Marco Gullà con Roberto Guelli.
La legge Bavaglio, così chiamata, è una legge museruola, come è stato detto, è una legge che circoscrive moltissimo il campo d'azione dei giornalisti. I giornalisti cercano le notizie, le confrontano con il caporedattore, confrontano le fonti. Tutto questo è in pericolo. L'informazione deve essere con la schiena dritta, deve essere non condizionata e ovviamente come ordine dei giornalisti di Sicilia saremo sempre in prima fila per dire no alle leggi che circoscrivono il nostro lavoro. Adesso voltiamo pagina decisamente, andiamo alla ripulitura in tempi record della via Etnea e della via Caronda, toccate appunto dallo scolo della cera durante la processione del giro interno della festa di Sant'Agata. Come vedrete dalle immagini, la pulizia è stata effettuata, ma si invita sempre alla prudenza. Sentiamo Tonino De Mana. Via Etnea riaperta in meno di 24 ore dal passaggio di Sant'Agata, via Caronda in meno di 48. A Catania è già rientrata l'emergenza cera che ogni anno impone chiusure per mettere in sicurezza le strade attraversate dal fercolo e di conseguenza dai tanti ceri, grandi e piccoli, che i fedeli accendono in onore della patrona accompagnandola in tutto il percorso. L'emergenza è rientrata quasi in tempi record, liberando totalmente i principali assi viari della città. Oltre 100 dipendenti del consorzio Gema si sono alternati H24 utilizzando 80 tonnellate di segatura per rimuovere ben 10 tonnellate di cera. Questi i numeri che hanno consentito alla Gema, aggiudicataria dell'appalto nell'800, di completare un delicato lavoro di pulizia e scarifica della cera depositata sul selciato e sui marciapiedi, anche se in alcuni casi questi ultimi restano un po' scivolosi. Il grip test, prova di aderenza effettuato dalla Polizia Municipale, ha dato il via libera definitivo, ma attenzione, nei tratti riaperti vigono alcune prescrizioni, ovvero il limite di 20 km/h per le auto ed il divieto di transito per bici e motocicli. A giudicare dalle nostre immagini girate questa mattina in via Etnea, all'altezza di piazza Cavour, sono in tanti a bordo di mezzi a due ruote però a non rispettare il codice della strada. In questi casi sarebbero opportuni maggiore prudenza e maggiori controlli. Adesso ci fermiamo per una pausa, rientriamo tra poco con le preoccupazioni degli esperti per l'evidente cambio del clima in Sicilia. Entrati in studio, i giorni della merla in Sicilia non sono freddi ma tipicamente primaverili. La preoccupazione degli esperti al nostro TG, la situazione è critica, ci aspettiamo, dicono, sempre meno piogge. Francesco Aloi. Giorni della merla o giorni di primavera. In Sicilia gennaio è stato archiviato con temperature tutt'altro che invernali, condizioni meteo che piacciono a molti ma che fanno riflettere gli esperti. Benché i giorni della merla risultino per tradizione popolare i più freddi dell'anno, in Sicilia le temperature sono state ben al di sopra delle medie e si inseriscono all'interno di un inverno eccezionalmente mite. E lo dimostra anche l'Etna. Poca la neve caduta, oggi si presenta così, baciata dal sole. Primavera anche nei giorni di Sant'Agata con i giubbotti invernali che quasi non servivano. Negli ultimi 50 anni a Messina la temperatura media è salita di 4 gradi, ma quello che più preoccupa è la siccità. Una siccità piuttosto grave che interessa soprattutto i settori centrali ed orientali dell'isola, siccità destinata a perdurare anche dopo il transito della perturbazione attesa nel fine settimana che porterà piogge però non sufficienti a lenire appunto la siccità. Le piante sono già in fiore, questo è il mandorlo ad Agrigento. E così gli agricoltori lanciano un grido d'allarme. Per Coldiretti questo è un problema. Un eventuale calo delle temperature infatti potrebbe causare danni nel raccolto. Clima pazzo che quindi sta mettendo a dura prova il settore. In futuro dovremo aspettarci periodi sempre più lunghi caratterizzati da carenza di precipitazioni, alternati purtroppo a fasi molto piovose concentrate nel tempo con precipitazioni molto intense. La social dance di Gioia e Rina da San Gregorio, in provincia di Catania, a Sanremo. La coppia di coreografi catanesi che spopola su TikTok e fa ballare tutto il web, pronta a partire per la Riviera. La bella storia inizia a Ramacca quando erano ancora adolescenti e ce la racconta Eva Spampinato.
stesso tempo Joy e Rina, i ballerini catanesi che fanno impazzire il web con la loro social dance. Appena uscite le canzoni di Sanremo, loro si sono messi al lavoro per tutta la notte. Hanno coreografato 2 dei brani già diventati tormentoni, quello di Annalisa e quello dei The Colors, ed ecco il risultato. Serve un'idea continentale. Ma il risultato è diventato praticamente virale. L'insieme dei video abbiamo già fatto 10 milioni in 2 giorni, l'insieme dei video, sì. La coreografia l'abbiamo creata accessibile a tutti, non abbiamo dormito per 2 o 3 giorni e ci impegniamo tanto perché poi ne abbiamo anche portato in piazza 500 persone, abbiamo spiegato, ci siamo fatti il mazzo. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. A ballare con Joy e Rina c'è un paese intero, lo vedete. Qui siamo a San Gregorio, alle porte di Catania, dove la coppia ha una scuola di danza con alunni di tutte le età che si sono impegnati a studiare i passi in tempo record. Sì, abbiamo provato anche la notte. La danza è terapeutica a qualunque età. I numeri impressionanti realizzati dai loro video hanno richiamato l'attenzione di decine di artisti, case discografiche, televisioni, stampa, perché anche un tormentone ha bisogno di un giro di danza che risulti bello e accessibile a tutti per sopravvivere alla mole di contenuti diffusi sui social. Coreografia semplice per tutti, con un po' di amore, disco paradise. Tutto iniziato con la hit di Annalisa, bellissima. La regina del pop italiano ha voluto conoscerli e da lì in poi un susseguirsi di emozioni. Siamo andati anche con Stascio, con Italo Disco, coreografia Gioierina, abbiamo fatto con Elettra Lamborghini Mani in Alto, Alex Britti, Fred De Palma, abbiamo fatto Melodia Criminal, artisti, abbiamo fatto un'estate e un anno bellissimo. La loro è una bella storia d'amore che nasce da adolescenti a Ramacca, loro paese d'origine. Di carattere non è facile starti vicino, però amore io ti amo. Gioia mia, invece stare vicino a te è bellissimo, guarda. Mi sa che conosceremo questo lato personale da Sandra e Raimondo nella vostra serie TV. Sì, quello ci sarà proprio, perché poi si va anche sul personale in quella serie. Da Ramacca a Catania e adesso Sanremo. Animeremo insieme alla Volta Buona Caterina Balivo la Piazza Colombo, la piazza di Sanremo, no? Sì. Quindi il palco Suzuki farà parte anche di Gioierina, insomma. Bene, noi ci fermiamo ancora per una pausa e poi il Catania in crisi. Sentiamo fra poco nel prossimo servizio dopo una pausa. Siamo ritornati con il calcio, siamo tutti responsabili. Rapisarda analizza il momento negativo del Catania Corner. Il Catania, lo ricordiamo, a Picerno ha collezionato la 10ª sconfitta in campionato, ma sentiamo tutto nel servizio di Tonino De Mana. La Casertana all'orizzonte per scacciare nuvole nere che si addensano dalle parti del Massimino. Il Catania, incerottato e con il morale sotto i tacchi o i tacchetti, cerca di rialzarsi per mettersi alle spalle la sconfitta di Picerno. Dalla trasferta interlucana è tornata una squadra con evidenti limiti tecnici e caratteriali e a nulla sembrano serviti i 12 innesti del mercato di riparazione che poi richiedono tempo e pazienza. Capitan Rapisarda, intervenuto a corner, ammette le difficoltà del momento. Tutti siamo responsabili del momento, sappiamo assolutamente che non stiamo facendo le cose abbastanza o bene, quindi dobbiamo assolutamente farci un esame di coscienza e uscire il prima possibile da questa situazione, perché si parla di tempo, ma penso che il tempo stia finendo e dobbiamo assolutamente dare una svolta a tutto ciò. Il precedente dell'andata 0-4 al Pinto fa ben sperare e bissarlo davanti al pubblico amico sarebbe utile per far pace con la tifoseria. Penso che sia una partita difficile, anche perché loro comunque, al di là delle ultime giornate, comunque vengono da un periodo molto positivo, stanno anche in una condizione di classifica che gli permette di stare sereni. Hanno cambiato forse modulo, hanno giocato in diversi modi, ma quello che conta più di tutti è l'atteggiamento nostro e la voglia che abbiamo di vincere assolutamente questa partita. Intanto il report dell'infermeria sembra un bollettino di guerra. Di sicuro contro la Casertana rientra Averi, che ha scontato un turno di squalifica. Il presidente del CONI, Giovanni Malagoggi, a Palermo per la firma di un protocollo d'intesa con la Procura per combattere la violenza sessuale. Malagò ha anche parlato di impiantistica e dello stadio Barbera. Marco Gullà.
Dall'impiantistica in Sicilia allo stadio Renzo Barbera, che è in condizioni decisamente precarie. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a Palermo per firmare un protocollo d'intesa con la procura del capoluogo sulla lotta alla violenza sessuale. Al centro dell'accordo una maggior tutela delle vittime da possibili reiterazioni dei reati. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire e oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, che devo dire è lui l'artefice su scala nazionale. Abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative gli inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni. Malagò ha anche parlato di sport e di impianti, sostenendo che l'isola è indietro rispetto ad altre regioni. Se uno dovesse fare una mappatura, una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei cruci della regione, questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società. Malagò ha anche annunciato che a settembre in Sicilia verrà disputato il trofeo CONI. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.